Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a tutti i nostri amici ascoltatori e anche a chi ci segue sui nostri canali video, sulla nostra pagina Facebook. Ben ritrovati da Mattia Zanardo, un nuovo appuntamento di Veneto 1 con voi per parlare di un evento che unisce sport, ricerca, solidarietà, un trinomio vincente. Davvero lo scopriremo tra poco perché. Per presentarci questa interessante e bella iniziativa abbiamo con noi tre ospiti che saluto, ringrazio per essere qui nei nostri studi. Benvenuti. Allora, partiamo da Annalisa Bertazzon, che rappresenta l'associazione Ogni Giorno per Emma, e poi ci spiegherà bene anche di cosa si occupa l'associazione. Per chi non la conoscesse, insomma, è stata già più volte nostra ospite, certo. La ringraziamo per essere tornata. Grazie. E poi invece questa era, diciamo, un po' la parte ricerca, la parte sportiva. Abbiamo il presidente Roberto Savian e il vicepresidente Hermes Cibinel dell'associazione sportiva Old Foxes, che si pratica soprattutto pallacanestro, basket, e loro, diciamo, sono gli organizzatori in concreto proprio di questo torneo, del primo torneo di basket per la ricerca medica, che si disputerà il 18 e il 19 aprile prossimi alla palestra comunale di Lovadina, a Spresiano, in provincia di Treviso. Ecco, allora partiamo insomma proprio da questo torneo, partiamo dal presidente. Allora, insomma, un quadrangolare multicategoria. Insomma, cosa farete innanzitutto? Niente, abbiamo deciso di fare questo torneo innanzitutto perché siamo una società, un'associazione sportiva giovane, nata nel 2017, settembre 2017, e però io sono nel campo del basket da 30 anni, tra giocatore in tutte varie categorie, e con Hermes, che è un grande amico da tempo, facciamo parte di una squadra, e abbiamo deciso di rimettere in piedi questa squadra, ma non solo come scopo ludico per divertirci. Volevamo fare anche qualcosa in più, oltre a partecipare a un campionato, che per ora abbiamo partecipato a campionati amatoriali CSI, fare anche qualcosa in più, qualcosa per la beneficenza, qualcosa per anche di buono, oltre solo al discorso sportivo. E allora quest'anno, così parlando poco prima di Natale, abbiamo detto: perché non facciamo qualcosa appunto per beneficenza? Abbiamo cercato un po' con chi poterlo fare, poi Hermes aveva i contatti, essendo di Vascon, come la Onlus Ogni Giorno per Emma, ha detto: facciamola con loro, facciamo questo torneo. Abbiamo cercato delle date in cui era possibile farlo, perché ovviamente anche le palestre hanno le loro esigenze e tutto, con l'aiuto del comune di Spresiano, con l'aiuto dell'associazione sportiva che gestisce la palestra, abbiamo trovato delle serate libere. Abbiamo delle società amiche per conoscenze, per amicizia, certo, sì, che non sono solo della nostra categoria, che noi per ora siamo amatoriali. Qualcuno ci ha dato anche dei pazzi: ma cosa fate? Un torneo è un po' sproporzionato, con ma diverse categorie. Il nostro obiettivo non era solo il torneo, era appunto essere un evento, sì. Questo valore aggiunto, appunto, al di là dell'aspetto sportivo, il valore aggiunto di questo sfondo benefico, perché insomma lo ricordava anche Roberto Savian, tutte le offerte raccolte andranno appunto a sostenere l'attività e le iniziative, i vari progetti della Onlus Ogni Giorno per Emma, che Annalisa Bertazzone, ricordiamolo a chi magari non la conoscesse, ormai
ormai da quasi un decennio sostiene la ricerca per l'atassia di Friedreich, insomma questo nome ha un po' una pronuncia un po' ostico, che è questa malattia genetica rara, quindi la ricerca è molto importante appunto per trovare una cura. Certo, infatti ringrazio sia Roberto che Hermes e tutti quelli che collaborano con loro, perché ovviamente c'è sempre un team dietro, è sempre una cosa laboriosa organizzare, tra l'altro con più squadre, e credo che insomma ci stanno veramente mettendo un grande impegno, e lo vedo anche poi dai contatti che ho con Hermes, che quotidianamente quasi ci sentiamo per ottimizzare un po' tutto. E questo ci aiuta ovviamente nel nostro percorso. Noi esistiamo dal 2010, quindi sono 9 anni quest'anno, e dopo aver scoperto appunto la malattia che ha colpito mia figlia Emma, è nata questa associazione Ogni giorno per Emma Onlus, e siamo partiti insomma pian pianino, cercando un po', avvicinandoci anche ad altre associazioni che esistono e raccogliendo fondi per sostenere quelle poche ricerche in quel momento che c'erano in giro per il mondo. Oggi sono cambiate un po' di cose, cioè è stata fatta un po' di strada, la soluzione non ce l'abbiamo ancora in mano, né noi né altri purtroppo, però molta conoscenza in più su questa patologia, che è una malattia genetica degenerativa del sistema neuromuscolare, ahimè progressiva e cronica, con aspettative di vita che erano abbastanza basse, diciamo. Non dico che abbiamo fatto dei salti enormi, ma qualcosa in più per la qualità della vita, per gestire questa malattia oggi c'è. L'aspetto riabilitativo, sul quale noi abbiamo investito molto, più in idee che in denaro, sinceramente, perché abbiamo trovato dei team validi che ci hanno seguito. L'aspetto di un farmaco, cioè lo studio su un farmaco già esistente ma che sta dando dei piccoli benefici per questa patologia, e ne stanno usufruendo ormai in parecchi, perché la malattia è considerata rara. L'impatto è di 1 ogni 25.000 circa, più o meno, anche se anni fa si diceva 1 ogni 50.000, ma numericamente sono di più. Noi ne conosciamo molti ormai direttamente, cioè non è più Ogni giorno per Emma è il nome, ovvio che c'è anche lei, ma sono tanti ragazzi e ragazze che conosciamo e che per quello che possiamo fare cerchiamo di aiutarli, e loro, le famiglie con tutto il loro indotto, di aiutare noi, per cui si sta creando veramente sempre più un gruppo aperto, allargato. Poi iniziative come queste sicuramente, oltre a darci una mano sostanziale, insomma, di risorse concrete, che non sono mai abbastanza. Esatto, e anche una grossa mano del passaparola, del far conoscere, del portare avanti, anche del sensibilizzare le persone, questo, no? Esatto, questo è importantissimo, e devo sempre ringraziare chi poi si mette in gioco per aiutarci. Ecco, allora Hermes Cibinelli, vediamo chi si mette in gioco in senso letterale in questo caso, perché chi parteciperà a questo torneo? Tra l'altro facciamo anche vedere le locandine che sono pronte, i nostri ospiti ce le hanno portate in anteprima, eccole qui, tutti uniti per la ricerca. Questo è un po' lo slogan dell'associazione, e insomma richiama anche l'elemento di tutti uniti, di una squadra che quindi si mette appunto, come dicevamo, in gioco. Sì. Dicevamo partecipanti di varie categorie, ma qui non è l'importante la differenza del campionato, no? Esatto, è nata, come diceva Roberto prima, l'idea è nata prima di Natale, è nata con l'aiuto anche di squadre tipo la BC Jesolo, che occupa di certo categorie al di sopra delle nostre, che ha dato una serie C Gold, serie C Gold, sì. Quindi siamo già a un più che discreto livello, e ci ha dato una grande mano a livello organizzativo, anche sono venuto addirittura giù a vedere di cosa si trattava, poi hanno saputo che era per Emma e si sono subito mobilitati, eccetera. In più vorrei ringraziare anche lo Spresiano Basket, che è sempre del comune nostro, che ci ha dato una grande mano, e anche l'Igos Conegliano, che è un'altra realtà di cui fa parte anche un nostro grandissimo amico, e quindi siamo tutti assieme per la ricerca medica
Certo. a favore di Emma, insomma. Farete questo torneo con la classica formula semifinali il primo giorno giovedì 18 e poi dopo le finali, finale principale, insomma finale di consolazione come si dice, il venerdì successivo, con le varie squadre, oppure ci saranno delle squadre miste? No, con le varie squadre ci faranno delle semifinali che abbiamo già anche stabilito attraverso il regolamento. E dopo la domenica il venerdì finale terzo quarto posto e primo e secondo posto. Si inizia sempre alle 20, lo sì. Ricordiamo, al palazzetto, la palestra comunale di Lovadina, così diamo anche le coordinate, in via De Tuoni. Sì. Poi impostate il navigatore. Voi come vecchie volpi siete preparati, insomma, qui vi aspetta un impegno anche fisico, questi dello Spresiano, dello Jesolo non scherzano, sulla carta siamo quelli più bassi, sì. Però poi, non si sa mai. però appunto Non siete si sa delle mai. vecchie volpi, quindi la Esatto. mettete sul piano dell'esperienza. Giustamente. Esatto. Non si sa mai. E poi vorrei ringraziare anche gli sponsor che ci danno una grande mano a sostenere questa iniziativa e altre iniziative che verranno fatte in futuro, insomma. Certo, ecco perché appunto questo è un po' anche, come dicevate, anche un po' l'obiettivo della vostra associazione, oltre appunto al trovarsi insieme a fare attività sportiva, poi volete portare avanti, come dire, questo risvolto sociale, solidale? Sì. Certamente sì, anche perché, come vede, l'abbiamo chiamato primo torneo. Perché, e questo giustamente presuppone che poi ce ne siano degli altri. Esatto. Lo scopo è quello, siccome oltre alla beneficenza deve essere una festa di sport, una festa per le associazioni, basata anche però sul sport del basket, che è un po' la nostra passione. Quindi mettere insieme queste cose, secondo me, crea un evento di una certa bellezza, insomma. Quindi il nostro obiettivo è cominciare. Quest'anno abbiamo cercato di fare in quei pochi mesi, idearlo come si poteva, quindi in queste 2 serate con 2 partite a sera, ma un po' ridotte come tempo, perché sennò si andrebbe a finire troppo tardi. Però Certamente. 2 semifinali, le 2 finali, secondo me potrebbero venire fuori anche delle belle partite, Sì. soprattutto magari le finali che saranno più equilibrate. Sì, ma ma insomma, insomma, di certo non si sa mai. l'entusiasmo e il sano agonismo non mancherà, e insomma, in quindi questo magari continuando nei prossimi mesi, l'anno prossimo, che diventi un evento ripetitivo, un appuntamento fisso, insomma. E poi volevo ringraziare anche la classe arbitrale che si è messa a disposizione per questo evento, e anche un grosso ringraziamento al campionato che noi apparteniamo, il CSI. CSI, certo. Il CSI che fa del bene per... Assolutamente, lo ricordiamo, ha fatto molto bene Hermes Cibinella a ricordarlo, insomma, perché qui ci saranno partite, insomma, con tutti i crismi, anche con l'arbitro, quindi tutto fatto nel migliore dei modi. È il primo, anche per ogni giorno per Emma, diciamo così, torneo sportivo che vi vede in qualche modo coinvolti? Allora, torneo sportivo puro no, nel senso che ci sono stati proprio al tennis per qualche anno delle quadrangolari così di calcio. Il calcio, è la prima volta col basket. Col basket invece è la prima volta, e dico, siccome mio figlio non era, insomma, ha giocato a basket anche se non siamo mai stati a livelli, però insomma c'è per passione, un po' di tradizione familiare. Per cui sono molto orgogliosa anche di questa cosa, perché ben venga, cioè diciamo che l'amicizia, ecco, poi sì, Hermes siamo vicini di casa, sì, sia con la famiglia e anche con lui, e che ci sia stato questo pensiero rivolto a noi il giorno che mi ha chiamata, che mi ha informata, mi sono commossa sinceramente, perché fa sempre piacere questo. Persone che vivono la loro vita, e poi quando devono fare qualcosa pensano a te, al fatto che insomma c'è un bisogno di portare avanti ricerca, eccetera. Questo veramente ha un valore immenso, e poi ho conosciuto anche il presidente e sono molto onorata anche
di aver conosciuto lui, insomma. Senza dubbio, insomma, lo ricordiamo, questa sarà proprio soprattutto una grande bella festa, ci sarà anche DJ set, musica, insomma, Sì, si abbiamo- porterà come sempre abbiamo- c'è il ristoro, no? Organizzeremo un po' tutto, anche il contorno dell'evento sportivo, quindi ci sarà un ristoro, quindi birra, bevande, panini, pizze, tra cui anche un nostro sponsor è una pizza per sport, quindi pizze, Tutto quello che serve, panini, insomma, quello che serve per trascorrere una la serata, per in allegria. sfamare le persone, i giocatori che dopo le Avranno partite fame. avranno anche fame e Avranno sete, fame. un po' di musica, di intrattenimento, Ma anche per la quindi- gente, che la gente che ci quindi- sarà. Esatto, Sì. perché Ovviamente- chiaramente Pensa una sia- bella serata. no? l'appello a tutti è quello di Ovviamente- venire a vedere, appunto, per naturalmente guardare la partita, magari conoscere un po' di più Certo. sull'attività dell'associazione Ogni Giorno per Emma e l'abbiamo detto, insomma, anche perché no, fare un'offerta che, come dicevamo, per sostenere la ricerca le risorse sono indispensabili. E allora, visto che siamo entrati nell'argomento dell'attività Annalisa Bertazzon, voi prima di questa 2 giorni del 18 e 19 avete però un altro appuntamento, l'11 aprile, se non L'11 sbaglio. aprile, giovedì prossimo, abbiamo nel nostro paese, a Vascon, e ormai anche questa è ripetitiva, la facciamo da un po' di anni, e facciamo una serata breve, insomma un'oretta e mezza, non è che teniamo la gente tantissimo, di aggiornamento proprio sulle nostre attività, cioè diciamo, poi sono i nostri amici, i nostri compaesani, qualche studio professionale di commercialista che magari ci dà una mano col 5 per 1000, che è un aiuto grande, e ci sono dei ricercatori che collaborano con noi che dicono cosa hanno fatto in quest'ultimo anno, cioè che work in progress c'è in questo momento, e quindi ci teniamo a dire i soldi, quello che ci date, l'aiuto che ci arriva, ecco dove sta andando, in che direzione sta andando, sia per questa malattia ovviamente principalmente, ma poi è trasversale su tante altre. Solo un esempio, noi sosteniamo appunto molto anche un'attività riabilitativa con l'Istituto La Nostra Famiglia Pieve di Soligo e Conegliano, e abbiamo acquistato anche delle apparecchiature in funzione delle fisioterapie. Queste apparecchiature non sono specifiche per l'atassia di Friedreich, li utilizzano tutte le persone che afferiscono a questi centri, quindi alla fine ci mettiamo anche a servizio di altri, e con grande gioia e con grande, insomma, disponibilità, per cui ecco, ci teniamo poi a dire dove sono andati questi soldi e a lanciare quello che sarà, perché ormai è il momento fiscale Esatto, importante. l'aveva accennato al 5 per 1000, insomma 5 per siamo 1000. ormai in campagna fiscale, tutti ci stiamo preparando a presentare la Esatto, dichiarazione di redditi, esatto. ne approfittiamone. Ne approfittiamo e poi ho il bigliettino, è troppo piccolo forse posso vediamo. dirlo a voce, comunque vabbè, ma nel nostro sito www.peremma.it si trova Trovate tutto. tutte le Si informazioni. trova tutto, e quest'anno sappiamo già quello che ci arriverà relativo al 2016, perché sempre 3 anni dopo ci arrivano i soldi. È arrivato pochi giorni fa la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, siamo 103.000 e qualcosa, 103.000 euro e qualcosa, 103.300 mi sembra. È una grande soddisfazione, perché a noi dà tanto aiuto una cifra così. Al contribuente non costa niente, Questo e a lo noi, ricordiamo, e a certo. noi invece tante goccioline sommate Fanno danno un- questa cifra che sinceramente è un bel aiuto, insomma. Appunto, come si dice spesso, insomma, tante gocce poi fanno un mare, e cerchiamo di ingrandirlo ancora di più, di aumentare ancora questa cifra, di scalare la classifica tra delle donazioni, classifica, insomma, come sanno bene i nostri amici sportivi, bisogna cercare di arrivare il più in alto possibile, e lo faremo appunto anche a partire da giovedì 18, venerdì 19, con questo primo torneo di basket per la ricerca medica a Lovadina di Spresiano. C'è anche il patrocinio del comune, dell'amministrazione comunale di Spresiano, quindi un abbiamo ringraziamento avuto anche a loro. proprio da poco
quello anche appunto del CSI di Treviso. Del Treviso, che ricordavamo prima, questo campionato, associazione sportiva, insomma, amatoriale per così dire, ma che sicuramente ormai da tanti anni, tanti decenni, svolge anche un'opera meritoria di promozione sportiva E di sul territorio. anche, credo, di risorse, di campioni anche, no? Insomma, Partono sicuramente sempre da là, tanti partono hanno iniziato, chissà, bisognerebbe scoprire, insomma, magari anche nel basket di qualche nome dei tanti campioni trevigiani che sono partiti magari appunto dai campionati del CSI. Sicuramente. Cosa ci resta da dire se non insomma invitare tutti a venire? Certo, perché credo che l'organizzaone è al top, ci hanno lavorato, ci stanno lavorando tantissimo. Noi ci saremo ovviamente come associazione presenti e saranno 2 belle serate veramente, quindi meritano di avere il pubblico dignitoso che ci sarà, insomma. Un pubblico delle grandi occasioni, esatto. Come si dice in questo caso per le partite che contano, perché questa conta davvero, conta soprattutto appunto, come avevo detto, lo scopo. Io ringrazio davvero i nostri ospiti, le Old Foxes rappresentate dal presidente Roberto Savian e dal suo vice Hermes Cibinel, e l'associazione Ogni Giorno per Emma con la sua importantissima attività a sostegno della ricerca medica con Annalisa Bertazzone. Grazie per essere stati con noi e allora vi aspettiamo tutti. Vi aspettiamo al Palazzetto dello Sport di Lovadina, alle palestre comunali, e quindi buona partita, in bocca al lupo, poi ci sentiremo per i risultati. Buona volpe. Grazie ancora ai nostri ospiti e grazie a tutti voi per averci seguito. A me davvero non resta che rinviarvi ad uno dei prossimi appuntamenti di Veneto 1 con voi, sempre qui sui 97 e 500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali video e social. Grazie, a ritrovarci a presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.